Buongiorno dirigente, all'inizio di quest'anno ci concesse una lunga intervista e noi pensavamo già di chiederne un'altra alla fine dell'anno scolastico per fare un po' il bilancio di un anno di scuola. Invece ci ritroviamo già oggi a fare un'altra intervista, perciò le chiedo subito, è forse già finito l'anno scolastico? Difficile ovviamente rispondere a questa domanda. Io posso dire quella che è la mia impressione, quelli che sono i miei ragionamenti. Già con il 23-24 di febbraio io avevo pensato che la cosa sarebbe stata molto lunga. Lo scolastico varrà comunque dal punto di vista giuridico, tuttavia la didattica tradizionale verrà sostituita da quella a distanza, appunto. Andremo così probabilmente fino agli ultimi giorni. La settimana scorsa lei ha fatto un'importante riunione con tutti i rappresentanti di classe e di istituto, una videoconferenza con più di 60 studenti in cui ha risposto a tutte le domande e ha fatto un po' il punto della situazione. Vorremmo ora ripetere un po' le cose dette a beneficio anche di tutti gli spettatori che ci stanno guardando, ma anche per sapere se c'è qualche aggiornamento. Puoi innanzitutto raccontarci dall'inizio dell'emergenza come la nostra scuola ha reagito, come si è attivata per riunire i docenti, il personale e contattare tutti gli studenti nelle proprie case, insomma, cosa è stato fatto e come siamo messi attualmente, come è organizzata la didattica e quali sono magari i problemi ancora da risolvere. Noi ci siamo mossi fin da subito su due piani, diciamo, quello emergenziale, quindi cercare in fretta di fare subito una mappatura delle risorse e di fare una valutazione anche delle piattaforme che ci sono in commercio per poter organizzare la didattica a distanza. Abbiamo convocato subito il collegio docenti, probabilmente uno dei primi collegi docenti in Italia fatto online, e lì abbiamo deciso, diciamo, le prime linee guida, chiamiamole così, insomma, usare il registro elettronico come strumento di interfaccia con gli studenti, quindi per la programmazione didattica, e la piattaforma Moodle come piattaforma di supporto per caricare materiali, registrare le attività, perché la piattaforma Moodle permette questo, e poi abbiamo appunto fatto degli acquisti in delle piattaforme per poter fare le video lezioni. Direi che noi insomma siamo partiti anche facilitati perché avevamo già un pregresso, un buon team per l'innovazione didattica, avevamo un buon gruppo di docenti che già erano pratici di questi strumenti, quindi insomma in qualche modo ci siamo mossi anche velocemente. Dopodiché allargare a tutti e mettere a regime le cose per 140 docenti e 1200 studenti non è facile, insomma. Comunque stiamo, ma io direi che vedo la fase, siamo in una fase matura, diciamo. Posso anche anticipare che con la settimana prossima, da lunedì, io farò un acquisto di 150 piattaforme, di quelle per la didattica a distanza, cioè un acquisto a 0 euro, perché ho preso contatti con un'agenzia, una ditta che mi fa questa offerta per 3 mesi, insomma. A tutt'oggi, che indicazioni vi sono arrivate dal mondo della scuola o della politica dall'inizio dell'emergenza? Quanto consente l'autonomia scolastica di fare cosa e quando? C'è un indirizzo chiaro su cosa fare? Beh, insomma, dobbiamo renderci conto tutti che è un'emergenza molto grave che ha preso tutti alla sprovvista. Innanzitutto diciamo subito, l'autonomia scolastica è uno degli elementi più forti della nostra scuola pubblica italiana, quindi le varie scuole hanno grandi poteri decisionali, certo entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, prima di tutto, e dalle leggi. Quindi di sicuro gli organi centrali si sono trovati un po' presi alla sprovvista, e come noi delle scuole. Tuttavia quello che emerge è che è stato fatto un sondaggio, io ho partecipato a 2 sondaggi, uno dell'ufficio scolastico regionale e uno del Ministero dell'Istruzione, in cui abbiamo detto che cosa abbiamo fatto. Quindi credo che il Ministero abbia seguito la politica di valutare un po' quelle che erano le pratiche che le scuole appunto nella loro autonomia hanno adottato, e poi di fare le linee guida, cose che sono state emesse. Insomma, non mi sento di fare critiche a nessuno, e nessuno dovrebbe fare critiche ingenerose, perché è una situazione difficile, insomma, è nuova. Qual è l'emergenza principale che avverte nei confronti dei ragazzi? Pensando per esempio ai ragazzi che devono affrontare la maturità. Fin da subito ci siamo concentrati in particolare sulle quinte, diciamo, no? La priorità, avevo dato mandato che ai consigli di classe delle classi quinte fosse dedicata la maggior parte dell'attenzione, e così abbiamo provato a fare.
quindi a loro sono state dedicate le prime piattaforme. È stata data anche, nel nostro vademecum stesso è stato diciamo, lasciata più libertà ai docenti delle classi quinte di sforare, chiamiamolo così, no? Di sforare le linee guida, quindi il limite del massimo del 50% di video lezioni per una classe quinta, se un professore di italiano ha bisogno, sarà sforato, diciamo, no? Oppure anche nelle linee guida è previsto che le video lezioni siano organizzate appunto nell'orario curricolare, quindi di mattina. Se un professore di classe quinta trova un accordo con una classe e vuole fare di pomeriggio, in accordo con la classe può farlo anche di pomeriggio. Diciamo, per le classi quinte si è pensato di usare più flessibilità e di dedicare innanzitutto la maggior parte delle risorse. Dopo ovviamente adesso abbiamo coperto tutti, quindi tutti sono coperti dalla didattica a distanza. Dal punto di vista degli studenti, l'altro punto di attenzione sono quelli che non hanno, diciamo, una connessione veloce perché dove abitano magari è difficile, oppure problemi di questo tipo, insomma strumentazione, oppure le persone con bisogni educativi speciali. Quindi per quanto riguarda appunto quest'ultimo aspetto, i docenti, il gruppo dell'inclusione si è attivato subito per contattare questi studenti e farli partecipare. Per quanto riguarda la strumentazione è difficile perché darla fisicamente è un problema. Abbiamo proprio deciso di usare piattaforme che possano essere usate con lo smartphone. Capiamo tutti che non è il massimo, però è tanto per andare avanti, insomma, no? Per non lasciare un gap troppo lungo. A distanza ormai di un mese, qual è stata la risposta degli insegnanti e degli studenti a questa nuova didattica? Come funziona nella nostra scuola? Com'è il livello di partecipazione? Ci sono ancora ostacoli nell'includere tutti? Io direi di no. A distanza di un mese vedo una copertura quasi totale. Ci sono stati problemi, però sono problemi tipici. Per esempio, dal lato degli studenti, insomma, è stato difficile contattare con gli studenti. Sembrava che questa sospensione delle attività didattiche fosse stata interpretata come periodo di vacanza. Adesso credo che tutti abbiano capito, insomma, che se le cose durano fino alla fine non può essere considerata una vacanza. Qualche docente non era avvezzo all'uso della tecnologia, ma li abbiamo formati, noi abbiamo fatto per 15 giorni 2 corsi al giorno sulle piattaforme, quindi Moodle, GoToMeeting, anche sul registro elettronico, per esempio, abbiamo fatto formazione. Cioè la partecipazione è stata libera e tra l'altro anche molto abbondante. Ieri è uscita la circolare 440 che invitiamo tutti a leggere ovviamente, ma ora può dirci brevemente quali sono i contenuti di questa circolare e quali sono le cose che potrebbero interessare di più agli studenti, perché parla di valutazioni, linee guida, tutte queste cose qui. Sono 8 pagine, quindi è devo fare necessariamente un riassunto abbastanza forte, no? Intanto invito tutti a leggerla, nonostante la 440 c'è anche la 439, la 438, la 437 che vi invito a leggere, no? È un po' l'evoluzione di quello che abbiamo fatto in questo mese. Alla fine con quest'ultima circolare ho emesso quello che è il prodotto del gruppo di lavoro sulla valutazione, quindi abbiamo proposto una griglia che è stata sottoposta ai docenti, al Consiglio d'Istituto e anche condivisa con i rappresentanti del Consiglio d'Istituto, sia dei genitori che degli studenti. È stata, diciamo, valutata positivamente, quindi l'abbiamo messa. È una linea guida, no? È un aiuto di trasparenza sia dal punto di vista dei docenti che la vogliono seguire, sia dal punto di vista degli studenti che quindi sanno quali sono i criteri su cui potrebbero essere valutati. Insomma. Dopodiché l'organo che, diciamo, fa la vera valutazione è il consiglio di classe, che si invita i docenti a fare soprattutto lezioni offline più che online, perché la lezione offline può essere caricata per esempio su Moodle, e a questo proposito abbiamo registrato ben 1200 persone nella piattaforma Moodle nell'ultimo mese, e quindi è una piattaforma a tutti gli effetti operativa in cui tutti possono accedere ed è molto utile. All'università viene ampiamente usata per somministrare lezioni offline agli studenti che se le possono guardare quando vogliono, insomma, no? O anche riguardare, che sarebbe una cosa utile. La valutazione è, diciamo,
consustanziale, diciamo, alla didattica, quindi non si può fare didattica senza avere un momento di valutazione, ma non per dare un voto che sia negativo o positivo, ma perché è lo strumento per monitorare, diciamo, no, gli apprendimenti e anche dal punto di vista degli studenti un momento per fare metacognizione, no, sul proprio apprendimento. Io direi tra l'altro che la didattica a distanza, non so se tutti se ne sono resi consapevoli, aiuta molto lo studente a imparare a studiare. Ho sentito di docenti che studiano assieme alla classe col libro. Quindi questa è una cosa molto bella perché secondo me insegna a studiare. A voler guardare, no, i commenti fino adesso sono praticamente tutti entusiasti, da un lato. Dall'altro tutti dicono una grande faticaccia, perché i docenti si stanno veramente prodigando tantissimo per voi. Gli studenti che hanno bisogno di contattare i docenti, come possono fare? La piattaforma Moodle, per esempio, è uno strumento per poter contattare i docenti. Poi, per esempio, io invito a usare il momento della video lezione per dire professore, ho bisogno di parlare, eccetera. Romperei un po' gli schemi, no, di classe in cui magari lo studente è timido, non ha voglia di parlare oppure vuole aspettare chissà quale momento. Io direi che quello, per esempio, è un momento. In ogni caso, i docenti hanno un indirizzo di posta elettronica che è cognome.nome@iisingaglio.cloud, che invito a usare in casi di necessità, però, perché altrimenti andiamo un po' a sovraccaricare docenti che sono veramente già tantissimo, credetemi, tantissimo oberati da mettere in piedi questa didattica a distanza. Per i ragazzi che avevano qualche debito da recuperare, cosa è previsto? Il collegio aveva deciso che era possibile anche spostarlo a un eventuale rientro. Io direi che la situazione dimostra, insomma, che è possibile che non ci sarà questo rientro. Se qualche docente, e so che qualcuno l'ha già fatto, volesse somministrare le prove di recupero anche con la piattaforma Moodle o con un orale via piattaforma di video lezione, potrebbe farlo, insomma, anzi so che qualcuno lo fa. Non vedo ostacoli da questo punto di vista. Per esempio l'orale si potrebbe fare in presenza di altri 3-4 testimoni. Io vedo dal punto di vista dei docenti una grandissima disponibilità per venirvi incontro. Quindi abbiamo bisogno della collaborazione e che gli studenti capiscano che tutte queste cose vengono fatte per il bene degli studenti, per la loro formazione. Possiamo permetterci 3-4 mesi di lacuna formativa? Io non credo che questo vada a incidere davvero sulla carriera scolastica dello studente. Parliamo delle gite. Tutti vogliono andare in gita, ma se poi non si parte nessuno vorrebbe perdere i soldi. Cosa puoi dirci sulle gite scolastiche? È un problema, no? Prima di tutto che bisogna capire questo, che quando uno decide di andare in gita verso una caparra, in pratica ha accettato un contratto. In ogni caso ci sono stati, come ben sapete, dei decreti emanati sospendendo, no, rinviando i viaggi di istruzione, tutto quello che assomiglia a queste cose. Ci hanno fornito un mezzo appiglio, diciamo così, per poter sanare la questione. In che modo? Non è chiaro in che modo, perché un conto è scrivere le leggi e poi la realtà concreta, perché di mezzo ci sono gli operatori economici che i soldi magari li hanno già spesi e quindi non mi pare giusto che siano loro a rimetterci per tutti. Non è facile, insomma, no? Quindi cosa posso concludere? Dico così, io sono fiducioso prima di tutto perché io ho già preso contatti con le agenzie di viaggio che, diciamo, non in maniera al 100%, ma mi hanno assicurato, insomma, che cercheranno di venirci incontro e per provare a vedere se si può risolvere la questione limitando i danni per tutti. Attenzione che questa cosa vale per i viaggi in Italia, perché per quanto riguarda i viaggi all'estero, lì la questione è più complicata perché la legge italiana non si estende automaticamente agli operatori extraterritoriali. Da questo evento sorgono alcune riflessioni. La sanità, una nostra grande istituzione, è stata da subito investita dell'emergenza. Oggi infatti è sottoposta a una pressione straordinaria con cui comunque sta reagendo. La scuola però è stata forse la prima istituzione a chiudere, diventando il simbolo della fragilità, della nostra fragilità, ma anche della fragilità dell'istituzione. Infatti non credo di sbagliare dicendo che per riallacciare rapidamente i contatti tra l'istituzione della scuola, tra i docenti, quindi e i ragazzi, siano stati fondamentali i cellulari e la tecnologia in generale.
Se questo per esempio fosse accaduto 10, 15, 20 anni fa, forse sarebbe andata diversamente da come sta andando oggi. Sì, sono d'accordo, è proprio così. 10 anni fa la situazione sarebbe stata molto più complicata. Le tecnologie informatiche dimostrano, insomma, no, per l'ennesima volta che sono molto utili e noi le usiamo. Anzi, semmai, i limiti che incontriamo anche oggi sono dovuti al fatto che non abbiamo una rete wifi estesa e gratuita, non abbiamo le connessioni veloci, parlo proprio delle persone, le famiglie, non si sono dotate di strumentazione elettronica adeguata, un computer e così via, no? Quindi anche le nostre spese sono state fatte, diciamo, in un certo modo anziché in un altro, valutando le priorità in un modo diverso, diciamo, da quello che magari poteva essere. Comunque, allora, sicuramente le tecnologie informatiche ci stanno aiutando. Questo esempio è uno dei migliori utilizzi, diciamo, dei computer e dei cellulari. Tuttavia, vorrei anche dire che dobbiamo porci una domanda: come mai ci si trova in una situazione del genere? È solo una questione di sanità, diciamo, che è carente di letti, oppure è una questione di, diciamo, informatica che non è stata diffusa dappertutto? No, perché un problema di questo genere non emerge da questi problemi qua. E lo vorrei dire perché sono quasi certo che sfugge alla maggior parte delle persone. Noi siamo uomini tecnologici, ma abbiamo costruito le nostre società in una maniera abbastanza fragile, no? Direi incredibilmente fragile. Una macchina molecolare come un virus e siamo, diciamo, stiamo facendo saltare tutto. Quello che io vorrei dire è questo: il modo in cui spendiamo i soldi è importante. Quindi quanti miliardi di dollari spendiamo in armamenti? Facciamoci una domanda, no? Veramente migliaia di miliardi di dollari o di euro, che si voglia dire. Quanti soldi si spende per esempio per la ricerca pura? Per ricerca pura intendo dire chimica, biologia molecolare. Per esempio, oggi avere certe conoscenze su come si diffonde una malattia del genere, su come agisce un virus, su come intervenire per bloccarlo, sarebbero state molto utili. E queste cose hanno un costo che bisognerebbe programmare prima, non adesso, in momenti emergenziali. Quindi io direi che diciamo, la nostra società dimostra di vivere un po' come una cicala, no? E quindi andiamo a mangiare la pizza, ci diamo al divertimento, sì, ok, spendiamo anche tanti soldi magari in tecnologie informatiche, spostiamo le persone a studiare tecnologie informatiche e quante invece le portiamo a studiare appunto la scienza teorica, la ricerca teorica, poche, e questo ha un prezzo che per esempio, ahimè, vediamo anche adesso, per esempio, no? Noi vediamo i medici e gli infermieri che sono mandati a intervenire adesso in una situazione d'emergenza con le armi spuntate, non hanno i mezzi per intervenire, perché quello che manca sono gli strumenti. La medicina senza strumenti non funziona. Lo strumento sarebbe adesso un vaccino, vabbè, ma prima di un vaccino dei farmaci antivirali efficaci, che non ci sono. Ci sono, ma non sono così ubiquitari, così potenti per poter intervenire anche in questi tipi di virus. Quindi io direi che è necessario fare una grandissima riflessione, insomma, su queste cose. Certamente ci dobbiamo adattare a quello che succede attorno. La didattica a distanza infatti presuppone una dotazione di computer, connessioni e altri strumenti. Infatti anche con gli ultimi decreti sono stati stanziati fondi proprio per queste cose. E quando questo sarà finito, speriamo a breve, secondo lei si tornerà alla scuola di prima oppure ci sarà un ripensamento? Allora, non lo so, io spero di sì che, ma no dai, adesso tutto sommato sono anche convinto che questa sia un'amara lezione, amara perché non lasci traccia, no? Sicuramente poi c'è stato un impulso, no? Noi adesso ci siamo tutti improvvisati nel fare di pratica a distanza, quindi l'abbiamo praticata, la stiamo praticando e questo porta diciamo, ad averci insegnato qualcosa. Quindi questo apprendimento io non credo che possa scomparire nella mente delle persone. Al di là dei soldi investiti o meno, eccetera, che sono sempre pochi,
sono interventi tampone. Io credo che insomma un certo grado di consapevolezza deve per forza rimanere. Non so insomma, dopodiché noi ci fanno vivere come se abbiamo un po' la sensazione di onnipotenza, no? L'uomo moderno ha questo problema, la sensazione di onnipotenza. Invece, onnipotenza perché abbiamo il cellulare che fa tutto, però alla fine noi col cellulare, per esempio, adesso non riusciamo a salvare le vite, no? Quindi io credo che ci manca diciamo, la comprensione della nostra ignoranza dal punto di vista scientifico, e per questo insisto quindi sulla ricerca teorica che manca nella nostra società, quindi una distribuzione delle risorse a monte deve essere fatta in maniera diversa, e ci manca l'umiltà, no? L'umiltà e la saggezza. Le nostre società sembrano prive di saggezza per fare scelte oculate. La saggezza si esplica anche appunto nella suddivisione delle risorse economiche che sono comunque per forza limitate, non in certe cose ma in altre. Quindi sanità, scuola pubblica. La scuola perché? La sanità è importante, ma anche perché è importante la scuola pubblica? Perché è quella che forma le persone, no? Forma le persone che possono poi fare per esempio ricerca. Poi ovviamente adesso vediamo, non abbiamo detto, mancano le infrastrutture, la banda larga, il wifi, scopriamo, no, che nel paesino ai confini di Este non arriva la banda, non arriva il wifi, e questo è un problema. Quindi sicuramente ci vogliono tanti soldi anche lì se vogliamo che la nostra società tecnologica sia davvero tecnologica. Mi pare che ci siano insomma un po' in questo senso delle contraddizioni, no? Sappiamo, abbiamo degli strumenti potenti, però non sono ben distribuiti sul territorio, sul tessuto, insomma. E poi comunque questa mancanza di saggezza si vede in tanti altri aspetti. Per esempio non ci curiamo non solo della salute pubblica, e il virus ce lo sta dimostrando, ma anche per esempio della sicurezza informatica. Stiamo trascurando nella maniera più assoluta la sicurezza informatica. Oppure l'altro aspetto è quello della privacy, stiamo trascurando l'aspetto della privacy, nonostante le leggi, eccetera, eccetera. Quindi io direi che l'uomo deve imparare una lezione da questa cosa, e sicuramente qualcosa lo imparerà. Questa lezione deve essere imparata in senso lato, però, a 360 gradi, non solo su questo aspetto, su tutti gli aspetti della nostra società, quindi come vengono spesi i soldi, dotarci delle infrastrutture adeguate, prevenire piuttosto che curare, i malanni qualunque essi siano, sia sanitari che di altro tipo, ripeto, la sicurezza informatica, la privacy, e anche a livello familiare ognuno di noi deve imparare che i soldi sono limitati, ogni famiglia ha un budget piccolo, no? Però anche lì i soldi devono essere spesi dedicando una parte delle proprie spese alle cose importanti e non alle cose superflue. Quindi ognuno di noi dovrebbe dedicarsi a comprare un computer che funzioni, no? A una connessione che funzioni, eccetera, perché è l'unico modo per poter essere sempre collegati, insomma, visto che abbiamo queste tecnologie, altrimenti è inutile averle, insomma. Alle regole e alle consuetudini della scuola per tutti noi ragazzi si sono sostituite altre regole ben più rigide, come per esempio quella di rimanere in casa e non uscire, e altrettanto responsabilizzanti data la situazione. Forse impareremo meno nozioni facendo meno ore di lezione, ma è possibile che guadagniamo di più come responsabilità? Sì, allora intanto esorto tutti a stare a casa, mi raccomando, perché è una cosa fondamentale, no? Io spero che tutti abbiano capito che se noi fin dall'inizio ci fossimo tutti chiusi in casa, questa emergenza sarebbe praticamente finita. Purtroppo non è quello che è stato fatto per tanti motivi, anche gli esperti, avete visto, no? Hanno sottovalutato, hanno dato informazioni contraddittorie, i politici vengono tirati per la giacchetta di qua e di là, c'è chi dice una banale influenza, c'è chi dice qui, c'è chi, insomma, tante cose. Problemi tipici, insomma, comunque nessuna osservazione critica, ma semplicemente i fatti. Noi certamente adesso siamo costretti a fare questa didattica a distanza, ma io direi che questa didattica a distanza ci ha insegnato, ci sta insegnando, no, tante cose. Per esempio, recuperiamo davvero il senso della relazione. È stata una delle prime cose che il nostro collegio docenti aveva deciso. Facciamo anche le video lezioni perché serve per mantenere un rapporto. Questa cosa che è stata detta così all'inizio con intuito, ma non con la dovuta attenzione,
Poi nel tempo si è rivelata veramente una cosa formidabile, perché tutti i docenti e anche molti studenti mi stanno dicendo che si sta riscoprendo il senso, no, della relazione. La scuola non è solo una cosa tecnica, non sono solo tecnicismi o non è solo nozionismo. Tutti noi, con l'abitudine, con il burnout quotidiano, con i fastidi quotidiani, i problemi quotidiani, ci eravamo forse un po' disabituati a comprendere appieno qual è il senso della scuola pubblica, che è proprio quella dello stare insieme, della relazione. E la relazione, diciamo, la scuola pubblica ha questo di vincente, insomma, che permette le relazioni umane. Con questa didattica a distanza stiamo scoprendole, le stiamo riscoprendo, forse perché ci è stata tolta, no, improvvisamente questa possibilità relazionale, la stiamo valorizzando, no? Ci stiamo rendendo più consapevoli di quello che eravamo prima, che la cura delle relazioni è fondamentale, che la scuola è questo: dialogare, stare insieme, fare lavori di gruppo, queste cose insieme, insomma, no? Nonostante la situazione, chiudiamo questa intervista sdrammatizzando un po'. Lei pensava davvero che il suo primo anno qui all'Istituto Ugano sarebbe stato così indimenticabile, se possiamo dirlo? Accidenti se lo è dimenticabile. Comunque no, nessuno può immaginare una cosa del genere. Ci sono stati, voi lo sapete, insomma, c'è stato un primo episodio con un povero ragazzo che si è sentito molto male, che però per nostra fortuna, per nostro miracolo abbiamo salvato. Diciamo in 4 mesi sono stati 5 casi e uno solo studente salvato, che è il nostro. Io so che è molto dovuto alla fortuna e all'intervento di un bravissimo professore che è stato un eroe per fare quello, un angelo, diciamo, no? Quindi già quella cosa lì è stata dura da vivere e da sopportare, e questa è veramente pesante, però io non vorrei dire, non c'entra il mio ruolo, dirigenza o non dirigenza. Io sono dispiaciuto per questa cosa perché non avrei mai voluto. So perché io sono appunto uno che si dedica alla scienza e alla ricerca teorica, non so se l'avete capito, e i ricercatori lo dicevano, lo preannunciavano che poteva scoppiare una pandemia di questo tipo. E lo dicono da 15 anni circa, forse anche di più, e purtroppo è avvenuta. Quindi per chi lo sapeva, vederla dal vivo e vederla proprio dipanarsi giorno per giorno con questi numeri macabri, con questa tragedia che sta venendo su, è una cosa dura da mandare giù. E poi io sono anche dispiaciuto perché credo che mi metto nei vostri panni. Da giovani così dover già provare l'esperienza di dover stare chiusi in casa non è una bella cosa, non è una cosa che meritavate, che meritate. Quindi mi raccomando, fatevi forza e appunto non lamentatevi delle video lezioni, se sono troppe, no? Qualche professore che esagera, quindi che non segue le linee guida, perché è un momento per stare insieme, no? Per uscire dalla solitudine, che purtroppo durerà ancora parecchie settimane, vorrei dire settimane perché non voglio dire mesi. Grazie, la nostra intervista è conclusa, se vuole aggiungere Dopo- qualcosa. Sì, vi ringrazio voi studenti di Ugano RTV, perché state facendo un ottimo servizio alla nostra scuola e quindi sono molto contento a ottobre di aver detto di sì alla nascita di questa esperienza, che sono sicuro evolverà. E poi voglio ringraziare tutti gli studenti, perché ho avuto questo mese ho avuto contatti veramente tantissimi contatti con i vostri rappresentanti, con altri studenti che mi hanno scritto, eccetera, e quindi vi vedo tutti molto, diciamo, sì, qualche volta vi lamentate, però vi vedo molto in linea, diciamo, no? Con quello che dobbiamo fare. E poi un plauso va sicuramente ai nostri docenti
perché sono veramente dei grandi, perché fin da subito si sono messi sotto, con pochi mezzi, sapendo poco alcuni, no? Però tutti sempre con entusiasmo, si sono messi a fare i corsi di formazione, eccetera, perché avevano voglia di implementare questa didattica a distanza per starvi vicino. Io direi che non era scontato e quindi questa è una cosa che vi invito a valorizzare e a rendervi conto che è grandissima, e anche, a questo punto aggiungo, che è un'esperienza che vi dimostra che le persone non lavorano solo appunto perché devono, perché hanno lo stipendio, eccetera, ma c'è anche qualcuno che lo fa perché ci crede, e i vostri docenti lo stanno dimostrando ampiamente. Quindi in questa fase voi siete quelli che ricevete questo atto generoso da parte loro, e quindi ricordatevi che c'è il momento in cui si riceve, ma ci sarà il momento in cui, se abbiamo imparato a ricevere, dobbiamo imparare anche a dare. Un giorno ricordatevi di questo e siate generosi altrettanto anche voi con chiunque. Scegliete voi con chi, ma siatelo anche voi, insomma, perché questa è una lezione di vita, una vera lezione di vita, secondo me. Grazie a tutti voi. Grazie, arrivederci e buon lavoro. Arrivederci.